Primo, la distribuzione a giorni dei corrispettivi a tutti coloro che hanno aderito all'offerta. Secondo, il lavoro serrato per la ricapitalizzazione precauzionale in modo unitario. Terzo, l'avvio in tempi brevi, brevissimi, non oltre l'estate, dell'azione di responsabilità nei confronti della vecchia gestione sul fronte di Montebelluna. La tabella di marcia è quella stilata da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, i cui vertici si ritrovano fianco a fianco nel giorno in cui si mettono nero su bianco le cifre della conclusione dell'operazione offerta di transazione per evitare le azioni giudiziarie. Ed è da qui che si parte. Entrambi gli istituti annunciano di rinunciare alla sospensiva sulle adesioni minime. Da Veneto Banca saranno pagati 248,5 milioni di euro ai 54.374 azionisti che hanno detto sì, cioè il 72%, e il corrispettivo verrà saldato entro 5 giorni da oggi. Da Banca Popolare di Vicenza 192,8 milioni saranno diretti ai 66.770 azionisti che hanno aderito, ovvero il 71,9%. Questo è un passaggio fondamentale per il futuro di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca e per il futuro della nuova banca. Dialogo aperto anche con chi non ha aderito. È evidente che queste persone sono per la maggior parte ancora clienti della banca, lo sono stati, e quindi c'è da parte nostra un'attenzione particolare che in futuro mi auguro si tradurrà anche in iniziative volte a riconquistare la loro fiducia e la relazione con la banca. E mentre il campo minato viene bonificato, la trattativa per la ricapitalizzazione precauzionale di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca vede tutti e due gli istituti impegnati a lavorare in modo unitario, perché sempre più si lavora guardando al progetto unitario, dicono i vertici. L'interlocuzione con le autorità europee è seria, costruttiva, l'obiettivo è arrivare a risultati in tempi brevi. Credo che il salvataggio non solo sia possibile, ma è anche probabile. Sulle stime dei tagli dei costi con lo spettro dei licenziamenti, i vertici sono chiari: non faremo macelleria sociale. Infine, per l'avvio dell'azione di responsabilità sulla gestione passata di Veneto Banca i tempi sono ristretti, oltre l'estate sicuramente no, sarà molto prima. Lo annuncia l'AD di Veneto Banca Cristiano Carrus, che rilancia anche l'importanza della fusione delle banche del territorio. Sicuramente il Veneto è una regione nella quale avere una banca del territorio ha grande senso e soprattutto ha grande senso averla anche in tutte le province.